Sono passati 15 anni ormai da quando Chiara Rama è scomparsa. Giovane promessa del nuoto negli anni '80, è stata portata via da un terribile linfoma appena 31enne. Per aiutare altri giovani in situazioni analoghe, i suoi genitori hanno dato vita ad un fondo che ogni giorno e con la forza che scaturisce dalla memoria di Chiara raccoglie fondi e sviluppa iniziative benefiche. Ad esempio il trofeo di nuoto, giunto alla 7ª edizione, la manifestazione è destinata quest'anno al Guscio dei Bimbi dell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Il Guscio dei Bambini è l'hospice dedicato ai bambini, ma non un hospice dove uno pensa che si va purtroppo a morire. L'hospice dà la possibilità ai bambini di essere curati, di ritornare a casa e ai genitori di imparare come devono saperli gestire. Il trofeo si svolgerà domenica 17 marzo al Poggiolino di Rapallo. Hanno aderito 260 atleti per 6 società provenienti da Liguria e non solo. Le gare di nuoto agonistico e preagonistico a livello giovanile saranno ben 650. Saranno i 50 stile, 50 dorso, i 50 delfino e i 50 rana. Il fondo Chiara Rama Onlus è attivo dal 2005. Il suo obiettivo è aiutare le persone affette da linfoma o da patologie affini e i loro familiari e più in generale tutte le persone che soffrono. Al Gaslini abbiamo seguito per molti anni i guariti, cioè quel periodo che i bambini dopo essere stati operati di malattie oncologiche hanno bisogno di essere seguiti anche dopo. A Chiaveri invece diamo la borsa di studio alla psicologa che va nelle scuole, cioè allo sportello nelle scuole dove possono andare i genitori o i ragazzi che hanno bisogno di un supporto. Poi abbiamo aiutato l'hospice di Chiaveri sempre con una psicologa, adesso diamo la borsa di studio alla psicologa dell'oncologia di Sestri Levante.